Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vediamo una partita allucinante, dico allucinante perché è una delle pochissime e rarissime partite in cui ad altissimi livelli, e visto i due giocatori che si affronteranno, viene giocata un'apertura così diciamo un po' discussa, che va bene, va benissimo nelle partite blitz, nelle partite rapid, però provarla in torneo a quei livelli è veramente complesso. Sto parlando del gambetto Evans, Kasparov apricone 4 e arriviamo subito alla posizione del gambetto Evans che è dopo alfiere C5, che potrebbe essere tranquillamente una partita italiana, il bianco sfodera la mossa B4. Per chi non conoscesse questo tipo di gambetto, l'idea del bianco è quello che se ora il nero accetta immediatamente e gratuitamente questo pedone, questo alfiere si è decentralizzato, perché da qui riesce a controllare questa bellissima diagonale, ma andando ad accettare il pedone l'alfiere non è più così centrale e questo invoglia anche tra l'altro al bianco a spingere C3 guadagnando un tempo sull'alfiere e poi chiaramente anche D4 andando così subito ad attaccare il centro con tutti i propri pezzi. È un'apertura che veramente potrebbe finire in un qualsiasi modo se il nero non se l'ha preparata prima, non sa cosa giocare. In partita su questa mossa Anand decide di accettare, ma già qui Anand era in shock, era in crisi, non si aspettava che Kasparov, il più forte giocatore al mondo all'epoca, giocasse una mossa di questo tipo. Anand cattura, Kasparov gioca C3 e adesso la teoria, proprio quella ufficiale, dice di giocare alfiere A5 con mantenimento dell'inchiodatura della pressione su questa diagonale, ma Anand gioca una linea secondaria, che gioco anch'io, e quindi questa mi ha fatto molto piacere, che è alfiere 7. Alfiere 7 è molto interessante perché toglie qualsiasi iniziativa al cavallo in G5 e allo stesso tempo non fa sì che l'alfiere vada ad occupare la casa in A5. Nella versione diciamo originale della linea principale l'alfiere in A5 e il cavallo non può compiere questa manovra, ma adesso che l'alfiere è in E7 il cavallo può farlo e vediamo proprio come va la partita. D4, cavallo A5, cavallo A5 si minaccia l'alfiere e ora Kasparov sceglie di non dare questo alfiere giocando. Si può giocare alfiere D2, alfiere in E2, c'è anche il sacrificio dell'alfiere in F7 che però è una mossa che fa più paura che altro perché dopo cattura, cattura, cattura non ci possono essere scacchi di donna perché dopo un'idea di questo tipo il solito sacrificio su G3 non funzionerebbe per via di cavallo F6 e praticamente la donna si deve spostare da qui. Attenzione che c'è il cavallo in presa, dove si sposta la donna? Se la donna va in H4 è sotto tiro, se va in H6, che cosa dice qui il motore? Torre G8 e adesso la situazione si fa molto interessante. Bisogna probabilmente dare il cavallo per l'alfiere, donna per E7, però qui c'è tanta pressione. Favorevole per il nero questa posizione. Dunque, ritornando a noi, anche questo sacrificio è interessante, ma in partita Kasparov ritirò l'alfiere in E2. Un'altra mossa, scusa se ti dico tutte queste varianti, ma credo che sia la cosa più interessante poi di una partita. Un'altra mossa interessante è cavallo E5, il bianco si prende un pedone, ma rinuncia al proprio alfiere campo chiaro. E dopo una situazione di questo tipo, la mossa migliore per il nero sarebbe D5, attaccando questi due pezzi, dopo cattura. Donna per minacciando il cavallo, cavallo E3 minacciando la donna si deve spostare in A5 o in D8 e la partita è assolutamente da giocare. Il bianco ha una buona struttura pedonale al centro, anche se manca l'alfiere di colore contrario alla struttura pedonale. Per queste ragioni Kasparov gioca E2, non vuole dare l'alfiere campo chiaro, il famoso alfiere italiano. E per D4
Donna per D4, questa mossa ancora di più lascia di stucco, la donna è centrale, ma non solo, minaccia il punto G7, che quindi invoglia Anand a giocare cavallo F6, il nero è pronto per arroccare, ma arriva una sorpresa. Spinta del pedone in E5. Adesso questo cavallo deve ritirarsi o allontanarsi. Tra l'altro da notare che c'è anche il cavallo in A5 mal posizionato perché è a bordo scacchiera, e qui Anand ne approfitta di fare una mossa intermedia, cavallo C6 minacciando la donna che deve ritirarsi. Una ritirata a casa sarebbe troppo passiva, non in stile Kasparov che gioca donna in H4. Sembra una mossa assolutamente controintuitiva perché la donna si va a mettere sotto il raggio d'azione dell'alfiere, visto che tra l'altro c'è il cavallo che è minacciato, il cavallo si sposta e va proprio così la partita e ora c'è la donna sotto. Faceva tutto parte dei piani perché l'idea era quello poi di mettere la donna in G3, attaccando il punto G2. Evitando questa mossa evita che il nero arrocchi, in partita viene giocata G6. Vediamo che cosa sarebbe potuto accadere su un arrocco, una mossa che può sembrare così spontanea. Qui c'è il classico trucchettino di alfiere in H6, si minaccia matto, unico modo per evitarlo è G6 e qui perdi la qualità. Anche se il computer dice che su questa il nero ha un buon compenso, però chiaramente bisogna sempre fare i conti col materiale. Dunque, su questa mossa Anand gioca G6. Si stanno indebolendo un pochettino le case scure, vediamo se Kasparov riuscirà ad approfittarne. Adesso il bianco deve arroccare, completare il proprio sviluppo il prima possibile e iniziare a giocare. Questo cavallo centrale è sospeso, Anand decide di ritirarlo in B6 e ora ci sono varie mosse interessanti. C'è A4, con l'idea sempre di scacciare il cavallo, un cavallo su colonna B o colonna G è sempre facilmente scacciabile dai pedoni di torre, ma qui Kasparov gioca una mossa più... Qui che cosa giocheresti da bianco? Ti lascio 10 secondi per pensarci. Ok, forse avresti sviluppato un pezzo, non so, l'alfiere camposcuro, mettendolo in H6 e impedendo l'arrocco. Buona, è un'ottima mossa, ma non è quella che è stata giocata. Viene giocata una mossa come C4. C4, cioè con tutti sti pezzi ancora da sviluppare, Kasparov gioca C4. Qual è l'idea dietro C4? L'idea è molto semplice. Uno, liberare l'alfiere per farlo andare in B2 dove controlla questo pedone e chiaramente attacca poi il futuro arrocco del nero. 2, togliamo un po' di robe, 2 è quello di permettere al cavallo, vabbè ce la farò, di fare questo tipo di manovra, cavallo in C3, cavallo in D5, quindi di andare a centralizzare un cavallo sorretto da un pedone. Dopo la cattura dello scambio dei cavalli si avrebbero due pedoni centrali, quindi una mossa molto importante. E in caso ora di arrocco nulla impedisce chiaramente ancora alfiere H6. Anand non arrocca ma gioca D6, chiaramente in caso di cattura non conviene perché daremo controgioco al nero con tempo sulla nostra donna. Torre D1 per inchiodare il pedone, cavallo D7 schiodandosi e allo stesso tempo aumentando gli attaccanti sul punto N5. Alfiere H6 evitando l'arrocco, ma adesso Anand ne approfitta per papparsi con l'altro cavallo, scusi, per papparsi un bellissimo pedone. Cavallo per E5, cavallo per E5 e facciamo un attimino adesso la conta dei pedoni. Abbiamo 5 pedoni per Kasparov, 7 per Anand, ma l'attività dei pezzi del bianco è molto più importante dei 2 pedoni in meno. Questo alfiere gioca poco, questo non ha ancora giocato dall'inizio e questo re e questa torre, la torre soprattutto, che farà fatica ad entrare in gioco grazie a questo alfiere in H6. F6 viene giocata dal nero, supportando al meglio questo cavallo, e ora C5, cercando di disfare la struttura pedonale. Cavallo in F7 attaccando l'alfiere e a questo punto viene giocata in partita C per D6. E dopo C per D6 viene giocata donna E3. Perché Kasparov si lascia catturare l'alfiere da quel cavallo? Non avrebbe potuto ora giocare
non so che ne so, alfiere 3, avrebbe potuto, ma questo avrebbe permesso poi al nero di arroccare e risolvere, cioè, una parte dei propri problemi. Quindi Kasparov dice, va bene, se tu ora mi catturi, e va proprio così se non mi sbaglio, sì, c'è ancora lo stesso problema, c'è la donna che non fa arroccare. Alfiere F8 per togliere la donna e ora donna in E3 scacco. Ci si può difendere in vari modi, mettendo davanti la donna per esempio, ma Anand gioca Re F7, mossa assolutamente rispettabile, magari le idee sono alfiere G7, torre in E8 e si fa poi un arrocco manuale, come si suol dire. Cavallo D5, il cavallo prende un'ottima posizione, postazione centrale e ora l'attacco è imminente. Alfiere in E6 per attaccare il cavallo e cercare di chiudere questa colonna, ma attenzione che con cavallo F4 aumentano gli attaccanti su quell'alfiere, sono 2, donna E7, 2 difensori su quell'alfiere. E su torre 1 di Kasparov la partita finisce. Anand abbandona. Perché abbandona? Perché ora ci sono 3 attaccanti silenziosi. Allora, 2 sono meno silenziosi, che sono la donna e il cavallo. E c'è la torre silenziosamente attacca quell'alfiere. E tu mi dirai, beh, il nero non poteva aggiungere un altro difensore, che non so, torre qui, così c'ho un difensore che è la donna, un difensore che è il re e un difensore che è la torre. Il problema è che dopo una serie di cambi, tac, 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 segue alfiere C4, inchiodatura su torre e qui si va avanti di un pezzo netto e non un pezzo qualsiasi, una torre. Insomma, ancora abbiamo visto le doti di attacco di Kasparov che gioca in una partita di torneo a tempo ragionato, quindi a tempo standard, con 2 pedoni in meno, gambetto Evans contro uno che allora era uno dei migliori giocatori al mondo, tuttora è ancora ai massimi vertici, Anand, quindi tanto fegato e, come si dice, chi non risica non rosica. Ti ricordo che sull'Accademia di Matto Scacco, academy.mattoscacco.com, fino all'8 di luglio c'è in offerta il corso Memory Pro, il corso che ti insegna a memorizzare aperture, partite, tutto quello che vuoi con delle tecniche speciali che ti permettono di risparmiare un mucchio di tempo. Ci vediamo, ciao!